È tornata in Sicilia la premier Giorgia Meloni per una ricognizione delle aree colpite dal ciclone R e dalla frana, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Siciliano, ha fatto un sopralluogo nella zona rossa del comune. La Premier ha annunciato l'arrivo di fondi per 150 milioni di euro per il comune sconvolto dalla frana. Niscemi, ha detto la Meloni, il comune più monitorato d'Europa. Stiamo provvedendo fondi straordinari e immediati su 3 direttrici: la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l'acquisto di nuovi immobili. Questo quanto dichiarato dalla Meloni, che ha anche annunciato la nomina di Niscemi di un commissario straordinario, il capo della Protezione Civile Fabio Siciliano, parlando del decreto legge in arrivo. Per Niscemi abbiamo un commissario straordinario che è il capo della Protezione Civile, il prefetto Fabio Siciliano, perché ha spiegato la Meloni, non volendo perdere neanche un giorno di tempo, così siamo operativi con la struttura, le risorse sono dedicate alle 3 grandi priorità: la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case e anche per le attività produttive, al netto di quello che è già stato fatto e di quel che prevede il resto del decreto. Per quanto riguarda altre tempistiche, come la definizione della fascia di rispetto, la Meloni ha dichiarato: queste sono decisioni che si possono prendere su dati tecnici. Se io forzassi delle decisioni perché voglio dare delle risposte certe ai cittadini e mettessi loro sicurezza a repentaglio, sarei una pazza. Questo non lo voglio fare. Penso che non si debba forzare per la sicurezza, per la salute, per la certezza. Noi, ha sottolineato la Premier, vogliamo dare delle risposte certe. Su questo non posso e non voglio dare una tempistica di cui non sono certa. Posso solo dire che oggi Niscemi è il comune più monitorato d'Europa. Ci sono le migliori eccellenze che noi abbiamo messo in campo, come il genio militare, la protezione civile, i vigili del fuoco, e puntiamo a dare risposte certe quando lo sono. Per fare questo ci vuole del tempo, non è una decisione che si può forzare per assecondare politicamente, sarebbe del responsabile. È stato molto importante, continua la Meloni, incontrare i cittadini. Dopo il sopralluogo penso che faccia la differenza sempre quando ci si mette la faccia e si parla direttamente con le persone per capire anche quali sono le loro paure, ma anche quali sono le loro speranze. Poi ci sono quelle cose sulle quali si può rispondere positivamente, altre sulle quali magari è più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte. Benvenuto a Niscemi. Buongiorno Presidente. Per Niscemi c'è un stanziamento specifico che riguarda 150 milioni di euro, con la nomina di un commissario straordinario nella figura del capo della Protezione Civile, prefetto Fabio Siciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo, così siamo già immediatamente operativi con la struttura. Le risorse sono dedicate sostanzialmente alle 3 grandi priorità soprattutto, e cioè la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio, perché è inutile che noi cerchiamo di risolvere i problemi se si possono ripresentare, e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case, ovviamente anche per le attività produttive, al netto di quello che già è stato fatto e al netto di quello che prevede il resto del decreto, che vale per tutte e 3 le regioni che sono state coinvolte dal problema alluvionale, ma incidono ovviamente anche per Niscemi. Sul resto del decreto noi prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per quello che riguarda il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta ovviamente e riguarda anche la questione di Niscemi. C'è la sospensione dei tributi e vale ovviamente anche per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti. Lavoro molto complesso, ma che vorremmo che andasse in velocità, cioè per me qui è molto importante che non accada quello che è accaduto con la frana della fine degli anni 90.